Alle Rapper wollen mich daten, bleib zu Hause alleine, hab 99 Optionen, aber Bowser ist keine. Ha! Woo! Ja! 99 Luftballons auf ihrem Weg zum Horizont hielt man für UFOs aus dem All. Darum schickte ein General. L'Alessia che viene giù ai 200.000 km/h, sta infrangendo la barriera del suono, eccola, tutta inderapata, eccola qua che affronta i suoi traumi dei sassi. Sai che la gente ha paura dei ragni, delle altezze, eh? E lei ha paura dei sassi, ha la sassofobia. 99 Düsenflieger hielten sich für große Krieger, hielten sich für Captain Kirk. Es gab ein großes Feuerwerk, die Nachbarn haben nichts gerafft und fühlten sich gleich angemacht. Dabei waren da am Horizont nur 99 Luftballons. Ha! 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 Woo! Ha! 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 99 Kriegsminister, Streichholz und Benzinkanister hielten sich für schlaue Leute und witterten schon fette Beute. 99 Luftballons auf ihrem Weg zum Horizont. Dabei waren da nur Luftballons. Hey, 99 Luftballons! Stuttgart! Sembra sia un colpo d'aria. Che modo? Ah, che bello, Stugan! Stugan, che bello, Maron! Sì, aspetta che ti leggo. Vieni, Lemmy. Vieni qui. Guarda. Cioè, il vieni qui lo ha. Passo una roba dalla finestra dietro, adesso lo attacco qua, poi questo è dei bluetti, accendo l'inverter, dimmi se sta facendo scintille. Boh. Anzi scusa, carico solo i bluetti, eccolo là, è partito, posto. Distanza 34,9 km, però ne aveva già 7, vero? Vabbè, una trentina di chilometri, ma di fuoristrada, insomma. Certo che adesso che pensavo, se io ho rapporti sessuali con la mia fidanzata è tutto grazie solo all'Anteo Security, che quella volta mi ha messo tutto l'impianto di domotica, dei sensori in tie finestre, in tie porte dappertutto, in te il camper, perché come cazzo fai a parcheggiare in una Jesolo e andare via tranquillo a lasciare il camper là? Questo effettivamente è da 40 anni che giro le zone, devo dirlo, effettivamente è stata una, l'ho detto l'altro giorno ai miei amici, ogni tanto è giusto anche ringrazio veramente tutti i tosati dell'Anteo, perché effettivamente di Pulmin è stata una delle cose più apprezzate, che veramente mi fa vivere sereno sta vita in camera e non più con tutte ste ansie. Dice, per carità, l'antifurto che cazzo serve una volta che suona? In teoria niente, in pratica mi suona a merda il telefonino. Ieri sera c'è stato un errore perché c'era un problema di internet, diciamo, è partito l'allarme perché mancava internet, io sono uscito in mutande, cioè già pronto a piantargli il coltello in gola a chi entrava, cazzo. Amore, sì, ti è rimasta incastrata, Gioia, eh? Vuoi tanta voglia di giocare con la cordina, eh? Cara, sei proprio uno spettacolo. Oh, CP, sai cos'è? Sì, fammi il sorrisino, cara, la adoro quando mi fa il sorrisino, veramente mi si scioglie il cuore. Sai cosa sei in calabrese? Sì, sei beuda, come dice il ragazzo, quello simpatico qua, cavara, là, che fa, Emanuele, come sei beudo?
E tu sei beuda. Un giorno bisogna che occiamemo e se troviamo e lui te fa cipi, come sei beuda, come sei beuda. Memo, ogni tanto quando magari parlo di prodotti o di cavolo, ne so, di cose per camper, cose magari anche materiali, c'è gente che mi dice potevi spiegare meglio, potevi dire questo, potevi dire quello. Non lo interpreto come un attacco hater, diciamo così scherzando, bensì come una critica costruttiva. Però nonostante sia una critica costruttiva, io voglio ricordare che non sono uno youtuber. Lo youtuber, per me ovviamente, allora sicuramente lo youtuber è il mestiere più bello in assoluto del mondo, però per me, per il mio carattere, per le mie capacità eccetera, lo youtuber è il lavoro più brutto in assoluto, quindi a me non me ne frega proprio niente di star là a sbattermi, a stressarmi, a trovare informazioni, no, assolutamente no. Detta volgarmente, non me ne sbatto un cazzo, ok? Perché? Perché io sono un privato come te, io sono una persona che ha capito che la vita è cortissima e se la vuole godere al meglio. Se metto dell'impegno nelle cose, le metto nel mio lavoro, non certo nel canale YouTube, non tanto perché non mi porta 0 euro, perché è demonetizzato, ma perché comunque anche a livello di soddisfazione non mi porta niente, che io dico una cosa tecnica o magari parlo del net iniettorio, che ne so io, un po' alla cazzo senza approfondire o approfondisco come uno scienziato, non cambia niente, non è che ho gente che mi vuole più bene o che cazzo ne so io, hai capito? E quindi è da stupidi, secondo me, far ste robe, a meno che uno non lo faccia di lavoro e gli piaccia questo lavoro, e ora cambia tutto. Però non è assolutamente il mio lavoro e è proprio uno degli ultimi lavori che farei, voglio dire. Singano, che prova veramente tanti lavori, certi anche magari a tempo determinato, per carità, ha portato gomme in giro per l'Italia, ha fatto praticamente il magazziniere, ha lavorato in fabbrica, ha lavorato come barman in locali strafighi, cameriere all'estero, ha lavorato in aziende importantissime come responsabile tecnico, ha fatto veramente di tutto. E ti garantisco che piuttosto che fare youtuber, 1000 volte torno a fare il magazziniere, a spostare gomme o altri lavori. Cioè, proprio, youtuber para. No, non sto, apprezzo, perché ci sono anche degli youtuber che io apprezzo moltissimo, perché ci regalano delle cose molto interessanti di storia, di scienze, eccetera, però riconosco il lavoro titanico che c'è sotto e quindi oltre a ringraziarli ogni volta per quello che fanno, provo veramente un senso di pena, perché capisco che per fare un video che per il pubblico può sembrare semplice, relativamente semplice, in realtà c'è un lavoro titanico sotto, quindi è una perdita di tempo, un investimento di tempo titanico, quindi no, non aspettatevi mai nulla da me. L'unica cosa che dovete aspettarvi da me, ma neanche voglio dire la messa in tavola di trattati storici e filosofici, io semplicemente sono una persona, ringraziando Dio non stupida, che si è accorta, come ti ho detto prima, che il tempo è pochissimo e si è anche accorta che, come diciamo nel video precedente, 1000 bugie valgono più di una verità e pertanto sta cercando le sue verità, ma le sue verità non può cercarle andando a indagare, a sentire cosa dicono gli altri. E Nietzsche dice che, Kant, Schopenhauer e Hegel, ma per carità li ho letti tutti, li conosco bene, però no, non è questa la verità e soprattutto non è questa la vita, ragazzo. La vita è tua, ok? E quindi è quello che io sto provando a dimostrarti in questo canale. Ti sto solo facendo vedere, oltre ai posti e robe da camper, per carità di Dio, cosa succede a guardare coi propri occhi le cose senza approfondire, ascoltare gli altri, cioè raccontare solo. Per quello adesso il tutto si ricollega, tipo anche un commento che per carità era giustissimo sull'additivo Bardal. Io racconto solo ciò che ho visto di questo additivo, le mie impressioni, non vado a indagare test scientifici, a mettere modelli, marche, cazzi e mazzi se non ne ho voglia. Avete capito, ragazzi? Spero di non essere stato frainteso, convinto di essermi spiegato più che chiaramente, forse troppo velocemente, però come ben sai, tra le magagne che abbiamo in questa epoca moderna c'è anche il deficit dell'attenzione, il quale mi rende la vita molto difficile a
quando voglio parlarti, raccontarti certe cose importanti, perché il deficit dell'attenzione fa sì che tu dopo tot secondi, se non te ga e immagini che cambia, i birolli, i cambi di discorso, inquadrature, colori, luci, eccetera, eccetera, ti distrai, ti annoi, hai capito? Quindi un qualsiasi succo, per quanto importante, ok, qualsiasi traguardo, per quanto miliare, diventa una monata, diventa noioso, pesante, proprio perché non che se sti cambi di inquadrature, delle voci, dei discorsi, eccetera, eccetera. Questo è il deficit dell'attenzione, l'incapacità di star buoni e concentrarsi su una cosa, ok? Perché purtroppo non è che se noi stupidi così, purtroppo ci hanno reso stupidi con tutto questo sovraccarico cognitivo di informazioni, di flash, di sparate, di immagini che sono state create dall'esigenza di mercato. Non c'è nessun piano diabolico dei poteri forti sotto, o meglio c'è questo avanzare dell'economia. Chi che c'è sopra, in mezzo e sotto vede che questo avanzare porta qualcosa, tipo anche le sigarette, milioni di morti, di tumori, eccetera, eccetera. E sì, però nessuno fa sto ragionamento, però si vede che quelli del tabacco fanno milioni di miliardi, i medici, le medicine, gira l'economia anche là. Per qualche morto mica muoio io che vendo le sigarette o le medicine, muoiono gli altri che fumano, hai capito? E questo su tante tante altre cose hanno portato, adesso per carità, vedi, non vorrei fare discorsi titanici su cose semplici, perché la allargo sempre troppo. Il mio problema è che allargo troppo, cioè dico che c'è il deficit dell'attenzione e nonostante ciò allargo. Comunque ristringi, ritorna in Rio, ti dico che parlo sempre molto veloce e spero che tu capisca proprio per questo problema del deficit dell'attenzione che c'è. Cioè i video dovrebbero essere come quelli che vanno di moda adesso e sono veramente di una gravità, di una pericolosità che veramente immensa, la gente non se ne rende conto, degli esperti non tanto di marketing ma anche dei psicologi hanno, piuttosto che gente anche con di buon senso, hanno lanciato più volte l'allarme della pericolosità di questi nuovi video che io stavo per menzionarti, di 10 secondi, un minuto, che sono quelli che uno dovrebbe fare per, diciamo, catturare, avere l'attenzione, non catturarla, averla, perché per catturarla basta i titoli del cazzo, si chiamano titoli clickbait, sono quei titoli sensazionalistici che sono nati nell'editoria dei media, dei giornali e delle testate dei report, e poi si sono trasferiti anche su YouTube e sui social, hai capito? Devo mangiare un cavolo. Perché sono pericolosissimi questi video corti, questi reel, questi short? Perché anche loro contribuiscono, mille bugie dicono su meglio di una verità, contribuiscono a far sì che sia normale che l'attenzione si debba concentrare su cose piccole, ok? Che richiedono uno sforzo mentale, non dico minimo, inesistente, ok? E pertanto cosa succede? Non è tanto la cosa grave che richiedono uno sforzo mentale minimo, è il fatto che dopo i video normali diventano noiosi, hai capito? I video lunghi dove uno spiega una cosa importante, una cosa utile che serve, tipo quelle che ti sto spiegando io, diventano noiosi, diventano pallosi, non fanno views. E quindi cosa vuol dire non fanno views? Per gli altri vuol dire non fanno soldi. Per me, che non me ne frega niente, in più sono anche demonetizzato, quindi anche se mi fregasse i soldi non mi arriverebbero comunque, fanno intendere che purtroppo il mondo va sempre più a puttane, perché le views sono la maggioranza del popolo. E la maggioranza del popolo cosa segue? Segue, come dice anche mio amico Balasso, segue Iva Zanicchi caga in studio, milioni di visualizzazioni, segue le puttanate, milioni di visualizzazioni, e purtroppo le cose importanti, quelle che realmente servono, perché guarda che fra qualche anno ti troverai in letto di morte, cioè non in letto, magari tipo lessi anche in divano, ma ti troverai che stai morendo, o hai ancora pochi giorni o pochi mesi, e ti dirai, ma Dio, cane, adesso che cazzo faccio? Cioè, sentirai quel senso di vuoto, di incompletezza, ma quel senso di incompletezza non era dato dal fatto che non sei riuscito a permetterti la Ferrari, l'azienda, il giro del mondo, le cene da cracco, eccetera, eccetera, no. Proverai questo senso di vuoto, di smarrimento. E poi oltre al senso di smarrimento
la ti cagherai veramente addosso, perché dirai porca troia, adesso cosa c'è, che credo ai prepti oppure che cazzo c'è adesso? Singano, vogliamo una conclusione? Ma certo, una morale, per carità di Dio, una soluzione? Non so qua. Devi allenare semplicemente la capacità di discernere. Tu mi dirai grazie al cazzo, sì, prego a figa. Questo contemporaneamente alla preziosissima regola che abbiamo appena imparato del 1000 bugie valgono più di una verità, ma le 1000 bugie non sta a credere che sia sempre quelle che ti circondano, cioè tipo il tuo stato piuttosto che la tua religione, eccetera. Le 1000 bugie sono semplicemente delle credenze nate nel tempo che la gente che non aveva voglia o capacità, poverina, di riflettersi, di arrivarci da sola, per comodità le ha acquisite, ok? Quindi stiamo mandando avanti delle abitudini, delle atrocità pazzesche che però siccome lo fanno tutti è normale. Quindi anche la conoscenza, uno dice, come ogni tanto dico scherzando io, se non ce l'hanno fatta a spiegarlo e a farlo dei signori che io stimo, ossia gli antichi filosofi greci, 2000 anni fa, vuoi che ci riesco io che sono un pirla del 2023? Però vedi, questo atteggiamento è sbagliato, cioè il fatto di non ritenerci delle divinità, porca troia, e superiori anche a qualsiasi altro, cioè proprio questa idea che gli altri, magari per qualche piccola capacità dialettica più che cognitiva superiore alla nostra, reputiamo inarrivabili, e reputandoli inarrivabili noi ci fermiamo qua, non andiamo a indagare se c'è Dio, cosa c'è dopo la morte, come devo vivere felice, cos'è la felicità, come faccio veramente a essere felice, cioè qual è la mia felicità, qual è la felicità degli altri, cioè che raccontano gli altri, hai capito? Questa capacità di discernere, ti ripeto per la seconda volta, va cercata da soli. Quando tu inizi un percorso da solo ti trovi quasi a far tutto da capo, effettivamente forse può essere anche così, ma perlomeno hai l'unica vera possibilità di trovare la strada giusta, che è la tua strada, perché ognuno ha la sua strada, ragazzo. Come abbiamo detto prima, io lo youtuber è il lavoro più bello del mondo, per me è il peggiore del mondo. Questa è la mia strada, la mia cattiva strada. Alla parata militare sputò negli occhi a un innocente e quando lui chiese perché, lui gli rispose questo è niente e adesso è ora che io vada. E l'innocente lo seguì, senza le armi lo seguì. Sulla sua cattiva strada. Sui viali dietro la stazione rubò l'incasso a una regina e quando lei gli disse come, lui le rispose forse è meglio è come prima, forse è ora che io vada. E la regina lo seguì, col suo dolore lo seguì, sulla sua cattiva strada. E in una notte senza luna truccò le stelle ad un pilota. Quando l'aeroplano cadde, lui disse è colpa di chi muore, comunque è meglio che io vada. Ed il pilota lo seguì, senza le stelle lo seguì, sulla sua cattiva strada. A un diciottenne alcolizzato versò da bere ancora un poco e mentre quello lo guardava lui disse amico ci scommetto stai per dirmi
adesso è ora che io vada. L'alcolizzato lo capì, non disse niente e lo seguì sulla sua cattiva strada. Ad un processo per amore baciò le bocche dei giurati e ai loro sguardi imbarazzati rispose: adesso è più normale, adesso è meglio, adesso è giusto, giusto, è giusto che io vada. Ed i giurati lo seguirono, a bocca aperta lo seguirono sulla sua cattiva strada, sulla sua cattiva strada. E quando poi sparì del tutto, a chi diceva è stato un male, a chi diceva è stato un bene, raccomandò: non vi conviene venir con me dovunque vada. Ma c'è amore un po' per tutti e tutti quanti hanno un amore sulla cattiva strada, sulla cattiva strada.